Amici bellini, facciamo un video un po' diverso, anche con le luci diverse, facciamo un video naturel. Dato che i nomi sono sempre gli stessi e pare che si debba aspettare anche in maniera naturale, a parte che mo apre il mercato, ma volevo portarvi un po' di nomi diversi da quelli che si fanno sempre per dare uno spunto, un po' il mercato che farei, però Logic, dici Logic, vabbè, cominciamo. No, non intendevo logic nel senso logic, tipo reasonable, cioè che ha un senso. Benvenuto MR, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, vi devo ringraziare perché ho fatto un test ieri, ho fatto il video difficile, quello là pesante, e poi ci ho aggiunto un video che doveva essere leggero, che era quello sulla Juve che perde, eccetera eccetera. E il video pesante è andato molto bene, siete veramente i miei eroi, non posso che ringraziarvi. Nel chiedervi il like preventivo, come da nostra abitudine, andiamo a vedere un po' di profili. Abbiamo avuto oggi la conferma, il rinnovo di Meret, quindi adesso siamo sicuri su quello che può partire titolare. E adesso dobbiamo ragionare sul secondo e il terzo, perché lo stesso Contini va in scadenza e ce lo dobbiamo ricordare. Se rinnovi Contini è un conto, e potresti anche pensare di fargli fare il secondo e prendere un terzo più giovane, non lo so qual è la strategia, però a me sono venute un po' di idee, grazie anche al gruppo Telegram dove ci istighiamo a vicenda, ci diamo degli spunti e possiamo lì, cosa che non posso fare qui, guardarci gli highlights e stare un pochino sul pezzo proprio sul campo. Venite con me, ci scaldiamo la voce e ci spostiamo in questa zona e vedete Ivan Provedel. Perché vedete Ivan Provedel? Perché secondo me, visti i chiari di luna, gli erielli di luna che sta passando lo Tito con la Lazio, secondo me uno, se vuole fare la voce grossa in Italia, un po' come faceva la Juve all'epoca, e si viene a prendere Higuain, ricordatevi Higuain, si va a prendere Pjanic, indebolisci le tue avversarie in Italia, ti rinforzi tu e che fai la voce grossa, un po' come fa il Bayern di Monaco in Germania, e un po' come potrebbe fare anche il PSG, insomma atteggiarsi anche a potenza che questo me lo prendo, sta in difficoltà, ti do una mano, un pochino, ricordate, lo facevamo con Manolas, la Roma aveva problemi, aveva fretta di vendere per risolvere delle situazioni, ci prendemmo Manolas, dammi e comandami. Diawara, insomma, Diawara poi non fece una grande riuscita, alcuni dicono anche Manolas, onestamente Manolas secondo me il suo perché lo aveva anche a livello generale, quindi io mi andrei a prendere Provedel come secondo portiere, un secondo portiere italiano, un secondo portiere affidabile, non credo che abbia velleità perché stava perdendo il posto da titolare anche alla Lazio, con Mandas che stava giocando molto bene. Il prezzo mi sembra tranquillissimo, ha 31 anni, quindi ha anche 4... forse anche 3-4 anni diciamo di autonomia come portiere, puoi portarteli fino a 36, anche 37. E Provedel, quando era mentalizzato, quando stava bene, secondo me era un grandissimo portiere, non benissimo l'anno scorso, ma fa parte di questa idea dove la Lazio, se sta in grande difficoltà e devono vendere per forza, devono fare a quanto pare almeno 90 milioni di plusvalenze per poter aprire le porte del mercato in entrata. James Bond! Non può essere così. È come se ti dicessero entri al giornale e non hai computer per scrivere. Ah beh, sai, se tu scrivi il pezzo con la matita, di sicuro faresti un miracolo. Non è così. Penso che un giornalista si rifiuterebbe. Io lo terrei presente, questa possibilità. Infatti c'è un altro nome che probabilmente farà discutere, perché nel gruppo Telegram non piace, gli amici bellini del gruppo Telegram non gli piace questo no. Però vediamo. Poi per quanto riguarda la difesa, o meglio le fasce, se questo è un ritorno perché già l'avevo fatto questo no. Se è vero come è vero che Wanlu è il profilo identificato dal Napoli, giovane, quindi non insidia, non dà fastidio tra virgolette a Di Lorenzo con la titolarità, giovane, può crescere e anche duttile perché non solo può fare il terzino destro basso, ma può giocare anche avanti, diciamo nella zona di Politano, uno con un pochino più di attitudine difensiva che però va.
se ti chiedono 20, se te la portano a lungo, se il fatto che il Napoli ha la disponibilità economica, il club più sostenibile d'Europa, e quindi ti tirano per il collo e dici no, me ne devi dare 25, no, allora tu stacchi quello che è e già c'hai una possibilità, che è questo qua. Io lo so che poi l'Atalanta anche ti chiede la luna, però se la valutazione è 3,5, quanti ti possono chiedere? 13? 13 lo devi fare subito. Io qua sono convintissimo sul ragazzo, e oltretutto potenzialmente ambidestro, perché porta avanti il pallone con tutti e due i piedi, e questo qua per me te lo puoi giocare terzino destro, terzino sinistro, e anche sulle due fasce, diciamo quando stai un pochino più in fase difensiva, ma anche un po' più avanzato. Mio pupillo assoluto, Marco Palestra. Questa è l'altra idea. Quindi qua un under, quindi sono 3 under e 3 over. Un altro over. Perché? Perché si deve ragionare sulle mezze ali, e questo è quello che fa discutere. Questo è quello che fa discutere, perché è un rissoso, è uno che insomma non incarna proprio i nostri valori del calcio, e lo sappiamo, se la prende con tutti, però abbiamo sempre quest'idea, i criminaloni, poi arrivano a Napoli e diventano tranquilli. Non è Gatti, secondo me, e questo entra nel concetto della Lazio in difficoltà. 32, ma li vuoi 20? Te lo vai a prendere? Guendouzi ancora, insomma, 26 anni, da poco compiuti, il famoso centrocampista di grande dinamismo, di contenimento, che ti va a fare a mordere le caviglie dappertutto, e questo per me è il cosiddetto vice Anghissà, che ti puoi giocare quando Anghissà, rinnovo permettendo, resta, e magari se ne va in Coppa d'Africa. Un Guendouzi alle spalle, secondo me, cresce il livello della panchina. Se non è lui, un altro, però con queste caratteristiche. Io sono passato dalle caratteristiche più dalla possibilità di pagarlo di meno, vista la situazione della Lazio. Poi andiamo a un altro under, e qua questo viene dagli amici bellini del gruppo Telegram. Perché? Perché Malik Fofana io non lo conoscevo, sono andato a vedermi gli highlights e tutte le cose, è un peperino di quelli straordinari, bassino, piccolino, 1,70, questo è un altro che sfugge a tutte le cose, e rientra nella questione Olympique Lione, è altra squadra che è stata buttata giù, e quindi in teoria potresti approfittare di qualche saldo, non lo so se loro la vogliono risolvere così, però potrebbe costarti molto meno dei 30 milioni, e questo qua va considerato alla sinistra, può giocare anche a destra, qua lo porta qualche volta anche attaccante, anche un po' più dietro, ma per me questo è un centrocampista offensivo che può giocarti anche sulle fasce, dribbling, bel tocco di palla, sì, oltretutto belga, e sappiamo che questo che va a crescere sotto le ali di De Bruyne è il non plus ultra. Quindi questo qua 20 anni, anche lui under, secondo me straordinario da mettere lì. Ecco, togli Asa, metti lui. Secondo me aumentiamo di molto il livello tecnico della panchina. Parliamo della panchina. Ovviamente un profilo del genere va considerato, secondo me, se Leng invece di 28, no, ma ne vogliamo 35, e state esagerando. E allora Ndoye, no, però Ndoye, attenzione, ci arriviamo, perché Ndoye ha altre caratteristiche. Tu devi prendere uno come Leng, che va ad affiancarsi a Neres come fantasia, e se non è Leng è Nusa, e se non è Nusa è Sancho, e se non è Sancho è Malik Fofana. Questa è la mia idea. Ma poi ti serve uno come Ndoye che ha caratteristiche più difensive? Benissimo, la mia idea è Fadera. Fadera, che abbiamo visto con il Como, costi ancora contenutissimi, aveva cominciato anche da titolare, poi è arrivato Diao, poi ne ha giocate sempre di meno, non ha fatto molto, ha fatto penso un gol e 4 assist, ancora giovane, 23 anni, e lui si fa preferire proprio per la fase difensiva, corre e correrà per tutta la partita. Costi contenutissimi, ha già visto il campionato italiano e quindi non si deve adattare. E perché? Perché ti serve uno che abbia questi numeri in fase difensiva per avere quell'effetto Ndoye, quell'effetto Politano che può piacere a Conte.
Se andate a vedere le altre cose, c'è un po' di rosso, bisogna lavorarci. Questo non è uno che ha tanti gol nelle gambe come li può avere un Noah Lang, come li possono avere gli altri. Però se ti serve il profilo alla Ndoye, secondo me questo è un simil Ndoye che ha grandi numeri nei taco, i famosi taco, e quindi te lo metti in panchina e non c'è nessun problema. E poi l'ultimo under, che è quello che proprio mi fa impazzire, su cui farei follie e per cui io accetterei anche di rinunciare a Nunez. Sentite cosa vi sto dicendo, è una cosa impossibile. Nunez 60-65, troppi onestamente, mi rendo conto, ma sono troppi anche 35 per Lucca. I prezzi stanno andando a 1000 una notte, non è possibile che tu hai pagato 40 Higuain all'epoca, erano altri tempi, ma non ne puoi pagare 35, è veramente troppo. Ieri mi sono innamorato di questo ragazzo e non lo conoscevo perché ha giocato nel Real Madrid B, si chiama Gonzalo. Quindi voi pensate al nome, non pensate al cognome, perché il cognome può portarvi, Dario ne diceva, può portarvi degli incubi che non vi consiglio. Ma Gonzalo Garcia, per me, non voglio dire che è il nuovo Higuain perché forse le caratteristiche sono diverse, ma è un attaccante che è bravo di testa ed è bravo coi piedi e che può svariare su tutto il fronte d'attacco. È 1,82, quindi non è nemmeno piccolo, salta di testa. Ho guardato gli highlights, non ho guardato solo la partita di ieri dove ha giocato benissimo e dove si vede che dà del tu al pallone insieme ai campioni. Si è fatto tutto il Real Madrid B l'anno scorso, segnando 25 gol e facendo 4 assist in 36 partite, cioè stiamo parlando di 29 contributi al gol in 36 partite. Signori, è un misto tra Saviola, David Villa e Raul, volendo fare un'iperbole incredibile, e io non posso pensare che il valore sia 8 milioni, specialmente perché si sta facendo vedere al Mondiale per Club. Questo è uno che l'avresti dovuto opzionare tipo l'anno scorso, prima che esplodesse. Adesso probabilmente me ne vado per un'idea, costerà almeno 20 milioni, però visto che il Real Madrid ha un numero di attaccanti infinito che non sa dove mettere, e ci aggiungi Mastantuono e devi trovare un posto per Hendrick e quegli altri che già c'hai, e c'hai Rodrigo e c'hai Bellingham che vuole pure lui giocare un po' più in avanti, e c'hai Vinicius Junior e c'hai quello e c'hai quell'altro e c'hai Arda Güler e quanti ne volete avere? Questo qua per me vai, te lo prendi con una formula fantasiosa insieme, tipo come hai fatto con Rafa Marin, e per me questo qua lo metti come prima perché poi deve giocare un po'. Questo qua deve crescere, deve giocare, farlo marcire in panchina no. Prima riserva di Lukaku, per lui lo so che è una follia, accetterei di rinunciare anche a Nunez, non penserei a Lucca, non penserei a Bonni, non penserei a nessun altro. Gonzalo Garcia, andatevi a vedere che è capace di fare sto ragazzo coi piedi. Mi sono innamorato e poi se floppa, ma forte, 21 anni, quindi non ti occupa liste, quindi abbiamo 3 under e 3 over. Se le situazioni ti portano, se le portano a Luca, io mi rendo conto, però De Laurentiis ce l'aveva detto. Accreditato. Sembra quasi che sai, poco. Allora, lasciate il like di mercato. Ce l'aveva detto che non si possono fare, non si può anticipare troppo perché te li fanno pagare di più se li vuoi in tempo, ed è una logica di mercato. È chiaro che il desiderio di voler dare una squadra più o meno completa, difficilissimo, quasi impossibile, a Conte c'è questo desiderio, ma il mercato apre tra 2 o 3 giorni, insomma c'è ancora tempo, non è ancora tempo del video sfogo, sarebbe un'assurdità. Ci siamo mossi con grande anticipo per Marianucci, con grandissimo anticipo per De Bruyne. Adesso tutti questi nomi, è quasi una novità per noi, con questi nomi, con questa insistenza ogni giorno, è fatta, forse non è fatta, forse non è fatta. Se ti stanno prendendo per il collo, o se è una strategia non lo sappiamo, ma se ti stanno prendendo per il collo, ce ne saranno centinaia di calciatori di grande che noi non conosciamo. Io adesso questi mi sono capitati sotto mano, ma ce ne saranno centinaia dove il Napoli può muoversi, può svecchiare la rosa e può farli crescere, perché poi non vorrei
perdere anche quel tipo di strategia di mercato. È bene avere dei profili esperti, è bene avere quelli là da instant team che ti fanno vincere le partite subito e che fanno crescere tutta la rosa, ma qualche giovanotto, mischiarli con qualche giovanotto che esce dal fuoco e che qua bisogna correre, bisogna zannare, bisogna aggredire il campionato. Perché? Perché per un Como che si impone e che vuole crescere non sappiamo che fine fa il Torino, non sappiamo che fine farà la Lazio, dobbiamo capire se il Bologna si può confermare. Indubbio la posizione di Fiorentina e di Atalanta, perché devono ricominciare insomma con nuovi allenatori, così come la Roma. La Juventus potrebbe ricadere in un momento di incertezza. Vediamo quanto varrà Tudor e quanto varrà un Chivu per il mal di testa, e poi questo Milan che sembra molto attivo tra cessioni e nuovi acquisti, con un Allegri che dovrà dimostrare di essere l'Allegri del Milan e non l'Allegri dell'ultima Juve. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere se vi piacciono questi profili. Andatevi a vedere gli highlights, perché secondo me Gonzalo Garcia è veramente un predestinato. Grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.